Migliora l'aria di Padova, anche se questo inizio 2022, con 19 giorni di superamento dei livelli delle polveri sottili su 31, non fa ben sperare per il prosieguo dell'anno. Se i dati 2021 restano pesanti, quantomeno pongono la città del Santo allo stesso livello degli altri capoluoghi veneti, terza meglio di Venezia e Vicenza per la quantità di PM2,5, quarta per il PM10, a pari merito di Venezia, Treviso, Verona e Vicenza. Padova è risultata leggermente meno inquinata degli anni precedenti e in realtà ci ha messo, diciamo, nella stessa posizione, non più sul podio, ma un attimo sotto, assieme alla maggior parte delle città venete, oltre che ad altre, alcune del nord Italia. Piena sinergia da parte degli amministratori dei comuni capoluogo del Veneto che chiedono interventi strutturali. Abbiamo bisogno di misure più efficaci anche dal governo e dalla regione. I comuni si stanno molto impegnando, veramente con tutto quello che possiamo mettere in campo, dalle misure straordinarie che erano previste dalla regione che abbiamo attuato e che abbiamo ampliato ai comuni contermini, alla maggiore comunicazione, agli incentivi. C'è bisogno però di qualcosa di più. Siamo in un'area che attira inquinamento, in cui tutto va a stagnare. Avete visto Vicenza, Venezia in questi giorni. Sono necessarie misure più efficaci per poter controllare meglio quegli impatti termici. A febbraio la città del Santo ha in programma 2 domeniche ecologiche con blocco delle auto all'interno delle mura cinquecentesche, il 6 e il 20 febbraio.